È stato un unico, per una serie di circostanze un intero paese è stato messo in quarantena ed è stato chiesto di fare il tampone a tutti. Quindi abbiamo una fotografia dell'epidemia molto vicina all'inizio, cioè al momento in cui è stato scoperto il primo caso grave. Dopo 10 giorni rifacciamo una seconda fotografia di questa situazione e questo ci permette di capire la diffusione della malattia tra i primi contatti, la diffusione della malattia tra i contatti, la diffusione dell'infezione tra i familiari, come questi si sono negativizzati, ci permette di stratificare di classi di rischio sulla base della storia clinica di tutte quante le persone e ci dà una metrica per prendere delle decisioni per la prima volta. Secondo Crisanti bisognava agire subito con le attuali misure messe in atto. Io penso che per la prima volta siamo andati nella direzione giusta. Io penso che forse si sarebbero potute prendere queste decisioni 2 settimane fa, perché voglio dire, ma noi tutti quanti abbiamo visto quello che succedeva in Cina. Perché in Italia doveva essere differente, no? Il professore denuncia poi come nel decreto del governo siano totalmente assenti misure inerenti alla ricerca. Io penso che questo sia una mancanza importante perché ci troviamo di fronte a un'infezione di cui conosciamo pochissimo. Sono state prese misure prevalentemente di carattere economico, come se ci trovassimo di fronte a una inondazione o a un terremoto. Noi invece ci troviamo di fronte a un fenomeno che sarà destinato a durare per parecchio tempo e quindi sicuro vanno bene le misure di controllo, vanno bene le misure di contenimento e sorveglianza, ma dobbiamo dare la possibilità alla capacità del nostro sistema di ricerca di rispondere a questa emergenza. Un'emergenza destinata a vedere un aumento di casi nei prossimi giorni. Noi in questo momento stiamo fotografando la situazione di 6-7 giorni fa, quindi ci si aspetta che aumenti fondamentalmente per i prossimi giorni. Se non ricordo male, ieri abbiamo avuto 500 casi, adesso se voi vi ricordate la progressione cinese si parlava di 3-4 mila casi al giorno, ma loro erano 50 milioni, quindi diciamo stiamo in una situazione di progressione seria. E adesso bisognerà attendere ancora 2-3 settimane per vedere se le misure di contenimento e controllo hanno avuto un impatto. Quindi si potrebbe continuare con queste misure a oltranza a questo punto, oltre il 15? Guardi, questo mi pare di capire che è un atteggiamento che il governo prenderà di volta in volta, chiaramente nel momento in cui avranno i dati dei casi prenderanno delle decisioni, però è chiaro che se ieri abbiamo avuto 500 casi e fra una settimana ce ne abbiamo 600-700, è chiaro che ci deve essere una coerenza sulle misure che vengono prese. Comprese quelle che riguardano l'economia. Non si può pensare di privilegiare l'economia a danno del controllo dell'epidemia, perché altrimenti questo problema che abbiamo adesso ce lo avremo fra 3 mesi, 5. Questa non è un'alluvione, non è un terremoto, è una cosa completamente diversa.